ci tengo sempre. E il sogno è quello di tornare, ovviamente, come di molti emigrati. Bolotano è un paese a cui sono molto legata, a Bolotano sono nata e cresciuta, a Bolotano ho tutta la mia famiglia, per cui tante cose mi riportano lì e mi portano a essere informata di quello che succede all'interno del territorio. Sono venuta a conoscenza del progetto depositato da Barbagia Ambiente per la proposta di ampliamento della discarica di Coronas Ventosas. Io credo che Bolotano non sia una discarica, credo che questo sia un momento molto importante da sfruttare, credo che si possa dire basta ai rifiuti e provare a riniziare da nuovi frutti, quindi spero davvero che si riesca a impedire l'ampliamento di questa discarica. Nessuno di noi si può chiamare fuori rispetto a queste questioni e forse di fronte a queste questioni che riguardano un po' il futuro del nostro territorio dovremmo tutti fare fronte unico. E io spero ancora che questa amministrazione, insieme all'opposizione, insieme a tutti i cittadini, possa ancora fare qualcosa per fare chiarezza sulla questione e perché il nostro territorio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. Non bisogna lasciar perdere le speranze perché l'unione fa la forza e quindi uniti anche noi virtualmente da tutta Italia cerchiamo di darvi una mano. Bisogna muoversi, infatti, soprattutto quelli che hanno fatto le piccole aziende, quelli che hanno le aziende biologiche, i pastori, quelli che sono vicini lì proprio a Coronas Ventosas, lì dovrebbero muoversi perché è loro che va a intaccare. E anche gli abitanti, quindi coinvolgere le scuole, coinvolgere tutti. Siamo 2500 anime, mi riferisco anche ai paesi limitrofi, quindi siamo anche di più, possiamo essere di più. Io penso che sia ora di dare un segnale forte, perché altrimenti questi fanno quello che vogliono e non si viene a bocchire a forza de cancros, de tumores e de porcherias. O si muore o si emigra, questo spero che non sia che debba continuare così il futuro. Forza, coraggio, andate avanti e la lotta continua. Non fermatevi. Un abbraccio, ciao. Saluto.